Ben ritrovati amici viaggiatori, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando in queste puntate specialissime che stiamo realizzando dagli studi di Telechiara, da questo Virtual Set che ci ospita come ormai consuetudine in questo periodo dell'anno per darvi dei suggerimenti, degli spunti per le prossime fine settimana, per avere delle mete da visitare, da scoprire in questo territorio meraviglioso che è naturalmente il Veneto. In questa puntata sarà protagonista Padova e la sua provincia. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E iniziamo il nostro viaggio alla scoperta della provincia di Padova, andando a ripercorrere assieme una visita che abbiamo fatto a Cittadella. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovate tutti i nostri telespettatori. Come avete già visto nella prima parte, oggi è la scoperta di Cittadella, siamo in Veneto, in provincia di Padova. Abbiamo parlato delle porte, abbiamo parlato della piazza principale, però naturalmente la protagonista indiscussa di Cittadella sono le mura. Qui sempre con Giancarlo Argolini, che fa parte del gruppo paleografico cittadellese, nonché vicepresidente della Proloco locale, che ci sta facendo un po' la nostra guida turistica alla scoperta appunto di questa bellissima cittadina a pochi passi da Bassano del Grappa, a pochi passi dal centro di Padova. Una gita fuori porta che secondo me potrebbe essere veramente interessante. Abbiamo parlato delle mura, 1500 metri il perimetro di queste mura, quasi tutte visitabili. Sì, in pratica il camminamento, che rappresenta anche la parte più importante, più interessante di una visita a Cittadella. Tra l'altro noi stiamo facendo. Certo che stiamo facendo noi adesso, è percorribile per i 3/4. Prossimamente sarà aperto anche l'ultimo pezzo, che è in fase di restauro. È un po' il fiore all'occhiello della visita a Cittadella, perché permette di avere una visione dell'intera città dall'alto e percorrere in tempi moderni quello che era il percorso che facevano i soldati di stanza a Cittadella per la difesa e il controllo della campagna circostante. Ricordiamo che qua attorno a Cittadella nel 1200 era campagna aperta, non c'era null'altro. Cittadella è stata costruita ex novo nel 1220 dalla città di Padova, e qua attorno a Cittadella c'erano dei piccoli villaggi che pian pianino si sono venuti a finire la loro esistenza per entrare, cioè gli abitanti sono entrati un po' a Cittadella, dove erano difesi da questa possente cinta muraria. Beh, dal punto di vista difensivo, per il tempo, penso sia stata una cosa veramente all'avanguardia quando è stato costruito. Sì, in effetti nel 1200 non c'erano armi da fuoco, per cui queste mura erano praticamente invalicabili. Sono alte circa 13 metri del piano di campagna e sono spesse 2 metri, e per uno che arrivava da fuori, dovendo superare un fossato che era riempito d'acqua fino all'orlo e arrampicarsi sulla cinta muraria, che tra l'altro era anche intonacata, era praticamente impossibile. Abbiamo detto 1500 metri, quanti erano presumibilmente gli uomini che facevano la ronda a tutta a questo perimetro murario? Erano pochissimi, allora abbiamo 2 podestà, uno a terra e uno sopra le mura. Quello sopra le mura comandava 20 soldati, di cui una quindicina di fanti e 5 balestrieri. C'era il capitano a Porta Bassano e basta. La popolazione era di poche unità, di pochissime unità, e comincia a crescere ed avere importanza come città nel corso del 1300. Prima è solo un piccolo insediamento di persone.
Allora, ma è la popolazione che in caso di pericolo veniva a dare una mano a questi gendarmi, a questi soldati che dovevano fare la ronda, o era solamente l'altezza e la struttura che impediva a qualsiasi persona di entrare in quella cittadella? Era l'altezza che impediva a qualsiasi persona, perché se arrivava qui un esercito doveva accamparsi fuori e prendere un po' la popolazione e i difensori per fame, perché era impossibile entrare qui, insomma. Abbiamo detto la maggior parte, 3/4 di questo perimetro è visitabile attualmente, si spera che nel brevissimo tempo, naturalmente parliamo di qualche anno, giusto Giancarlo, sia possibile fare tutto il giro, tutti i 1500 metri per percorrere appunto tutte le mura. Penso sia una delle pochissime città in muratura dove sia possibile fare tutto il giro appunto a piedi. Vogliamo però ricordare, perché ci sono naturalmente anche degli orari in cui è possibile fare questo giro. Beh, diciamo che tutti i giorni, compresa la domenica, sempre che il tempo sia clemente come è oggi. Diciamo che abbiamo noi portato il sole oggi. Sì, in effetti, se è una giornata così tutti i giorni, escluso il martedì, il camminamento è aperto, così si possono vedere oltre ai monumenti di Cittadella anche il camminamento e le mura nel loro insieme. Giancarlo, veramente una bella passeggiata, siamo partiti dalla Porta Bassanese e ci troviamo qui Porta Padova, se non erro. Una porta particolare, perché mentre Porta Bassanese, l'abbiamo già detto prima, è la porta strategicamente più importante e più difficile da penetrare, questa diciamo che forse è la più bella, perché ha delle finiture che le altre porte non hanno. Certamente è la più bella, perché è la porta attraverso la quale entravano i podestà padovani che comandavano a Cittadella, per cui era la porta munita di campanile, e c'è anche una campanella di richiamo che è del 1300, infatti ha inciso uno stemma dei Carraresi uguale a quello che si vede a Porta Bassano e all'esterno di Porta Padova, e sta a significare che è di quel periodo. Ricordiamo che una campana è uno strumento, per cui una campana che si è mantenuta dal 1300 ad adesso è una cosa abbastanza rara. In effetti le campane di solito vengono rifuse quando diventano vecchie, che non fanno più la loro funzione. Questa è rimasta al suo posto dal 1300. Il campaniletto è stato costruito in epoca successiva, ma il posizionamento era sicuramente quello. Mentre alle nostre spalle, qui dietro, abbiamo la massa imponente della Torre di Malta. La Torre di Malta era una prigione che è stata fatta costruire da Ezzelino da Romano, per mettere dentro i propri detrattori, i propri nemici, diciamo, padovani. E questo è importante perché comunque viene fatta in che periodo? Abbiamo appena visto la costruzione delle mura, siamo nel corso del 1200, nella prima metà del 1200, praticamente prima del 1250. Tra l'altro è una torre che è anche citata in un'opera un po' particolare, importantissima, conosciuta da tutti. Certamente è citata da Dante nella Divina Commedia, e c'è un famoso passo dove dice: piangerà Feltro la diffalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia sì che per simil non s'entrò in Malta, e sta a indicare che piangerà Feltro, vescovo di Feltre, la disfatta del suo ministero pastorale, come uno che è entrato dentro alla Malta, tanto era una prigione terribile. Diciamo che certa critica tende a dire che la Malta, citata da Dante, è una prigione per ecclesiastici sul lago di Bolsena, però noi, un po' campanilisticamente ma anche con delle prove abbastanza precise, tendiamo a dire che è questa Malta, che è la nostra Malta. Tant'è vero che è stata ricordata anche da Rolandino, che è un notaio padovano contemporaneo di Ezzelino da Romano, e che ricorda in un suo scritto, nella sua cronica, di come questa prigione fosse terribile. Oggi in questa puntata, grazie a Giancarlo, abbiamo parlato della piazza di Cittadella, abbiamo parlato delle stradelle, delle contrade, dei borghi, naturalmente delle porte e di queste mura. Vogliamo fare un invito a tutti i nostri telespettatori, Giancarlo, per venire a scoprire questa bellissima cittadina? Ecco, vorrei utilizzare le parole che ha utilizzato nel 1483 Marin Sanudo, quando mandato da Venezia in compagnia di un cugino a peregrinare per la terraferma veneziana per controllare che l'amministrazione della giustizia fosse fatta in modo adeguato, diceva: Cittadella è uno castello nel Padoan, tondo, con bellissime muraglie.
e credo che queste parole sintetizzino la bellezza di Cittadella che possiamo vedere ancora oggi e che invito tutti quanti i visitatori a venire a trovarci. Sapete, quando sono arrivato qui stamattina per iniziare la scoperta e la visita di Cittadella c'era un tempo veramente pazzesco, però poi come per magia il cielo si è aperto e ho scoperto una città veramente molto molto bella che l'ho già detto durante la puntata. Io consiglio a tutti quanti i padovani, tutti i veneti, tutti i friulani che siete sintonizzati su Telechiara e magari via satellite su Telepadre Pio a venire a scoprire questa città, una città con la muratura veramente molto molto bella, particolare, un camminamento quasi completamente percorribile. È una città veramente bella da scoprire. Io voglio ringraziare naturalmente Giancarlo che ci ha fatto da guida turistica, voglio ringraziare Turismo Padova Terme Euganei per l'ospitalità e per la collaborazione e naturalmente a tutti quanti voi che anche questa settimana ci avete seguito. E naturalmente non possiamo essere a Padova, visto che in questo momento ci ospita anche nei nostri studi dal nostro Virtual Set, senza andare a scoprire anche Padova città. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Padova, una delle sedi universitarie più importanti e più antiche d'Italia. Pensate, risale al 1222, quando un gruppo di studenti si staccano da quella che è stata la prima università italiana, l'Università di Bologna, e fondano appunto l'Università di Padova. Qui a fianco la nostra guida turistica che ci accompagna alla scoperta di questa bellissima città, Caterina Toso, al quale chiedo subito come mai questo palazzo si chiama Palazzo del Bo. Questo naturalmente è il palazzo che ospita la sede storica e la sede dove escono tutti gli studenti che si laureano. Sì, allora intanto precisiamo che questo piccolo esodo di studenti che da Bologna giungono a Padova nel lontano 1222 è costituito da un gruppetto di studenti di giurisprudenza, quindi la prima facoltà che si crea in questa città è la facoltà di legge, alla quale poi successivamente già nel corso del 1300 seguirà quella di libere arti. Questo palazzo inizialmente chiaramente non esisteva e gli studenti nel primo tempo si riunivano in determinati palazzi di diverso tipo e solamente alla fine del 1400 verrà ufficialmente creato questo tipo di edificio. A partire dalla fine del 400 per tutto il 1500 quindi verrà a svolgersi il lavoro abbastanza intenso di realizzazione di questo cortile, tra l'altro anche antico che osserviamo, realizzato dal proto Andrea Moroni. E questo nome, Hospitium Bovis, dobbiamo precisare, era l'antico nome di una preesistente locanda, la quale lascia, come dire, il posto all'edificio ufficiale voluto poi dalla Serenissima appunto alla fine del 400 e quindi lascerà in eredità anche il nome, quindi l'antica locanda Hospitium Bovis che dava ospitalità un pochino agli studenti ma anche agli stranieri che giungevano in città, sarà proprio questo a dare il nome
palazzo dove ci troviamo poi noi ora. Un palazzo storico dove vogliamo ricordare, anche se naturalmente l'Università di Padova ospita varie sedi qui a Padova e nella provincia di Padova, e tutti gli studenti che si laureano escono proprio da questo palazzo ancora oggi. Sì, molte lauree hanno luogo qui, infatti chi passeggia per la città in alcuni giorni trova le feste abbastanza goliardiche che vengono fatte dagli studenti e dagli amici a chi si laurea. E quindi molte lauree vengono organizzate, tant'è che questo palazzo è sì visitabile, ma non è un monumento, è ancora oggi la sede della facoltà di giurisprudenza, con sale prestigiose, sale molto antiche, utilizzate sia per conferenze, per convegni, che per appunto le lauree di alcune facoltà. Hai parlato di goliardia, un fenomeno che qui a Padova è ancora molto presente. Sì, è un fenomeno caratteristico e proprio questa particolare festa che ha luogo quando lo studente, il proprio amico o la propria amica si è laureata, ha proprio come dire, dei passaggi ben precisi. Lo studente, dopo essersi laureato nella sala di fronte quindi alla commissione esaminatrice, scende giù in questo cortile e si deve sottoporre a dei precisi rituali, potremmo proprio definire così. È un rito di passaggio da quello che è stata la vita di studente a quella che poi sarà la vita il tuffo, ecco, nel mondo poi del lavoro e di uno studio che comunque non termina mai poi nel corso della vita. E quindi c'è proprio la tradizione di dare una corona d'alloro, questo da parte della famiglia del neolaureato, e poi una serie di prove, tipo quella del passaggio sotto la galleria creata dalle braccia dei propri amici, i quali giustamente danno un po' un saluto abbastanza fortemente con le proprie mani, e poi fuori invece proprio dell'edificio questo, la consegna del famoso papiro di laurea, che è semplicemente un poster con disegni, con la storia dello stesso studente, abbastanza resa simpatica dalla fantasia dei propri amici. Diciamo che si potrebbe fare un'intera puntata per parlare dell'Università di Padova, di questo palazzo, di questa struttura, però purtroppo il tempo è sempre tiranno. Però prima di chiudere ci tenevo a ricordare una cosa: mentre Padova è stata la seconda città d'Italia dove è stata la seconda università, però c'è un primato, la prima donna laureata italiana. Sì, la prima donna che si laureò nel mondo, una nobildonna veneziana, il suo nome era Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, e si laureò nel 1678 in filosofia. Apparteneva ad una nobile famiglia veneziana e la sua statua è anche conservata all'interno, il suo ricordo all'interno di questo storico palazzo. E sicuramente è un elemento da non trascurare quando si viene a visitare l'edificio. E per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimo per proseguire la scoperta della provincia di Padova. A tra pochissimo. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, di questa terza puntata speciale che stiamo realizzando dagli studi di Telechiara, da questo che è il nostro virtual set che ci porta in una località un po' di montagna, però come vedete in questo cielo dove scorrono le nostre scritte di Viaggiando Viaggiando. Sapete, noi in questi 8 anni abbiamo sempre cercato e cerchiamo continuamente delle località, delle mete vicine a casa nostra, perché naturalmente il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la parte alta del Trentino Alto Adige o l'Emilia Romagna offrono degli spunti per delle gite fuori porta veramente meravigliose. Adesso rimaniamo in provincia di Padova e ritorniamo sui Colli Euganei. Ci troviamo in questo momento nel cuore di Arqua Petrarca. Qui a fianco a me il vice sindaco di questo meraviglioso borgo, meraviglioso paese, Luca Callegaro, assessore anche alla cultura, per parlare di quella che è l'offerta turistica, lo voglio ripetere, di questo piccolo angolo di paradiso. Sì, è un angolo vero e proprio che questa amministrazione intende valorizzare nei migliori dei modi per portare sempre più persone qui ad Arqua a vedere questo splendido borgo. Siamo stati fortunati che Petrarca ha scelto questo luogo per gli ultimi anni della sua vita e credo che tutte le iniziative che questa amministrazione porta avanti siano molto facilitate dalla presenza di questo personaggio illustre. Siamo praticamente impegnati a 360 gradi nel far arrivare parecchie persone qui ad Arqua con la musealizzazione del percorso pedonale che porterà alla casa del Petrarca, con l'acquisto di immobili che saranno destinati a arti figurative e mostre sul Petrarca, e quindi tutto
tutto un discorso che va legato a questo personaggio, che poi assieme al personaggio e l'atmosfera che si crea qui ad Arquà con questa pietra facciavista crea nel visitatore sempre una suggestione molto forte. In questo momento, come ho detto all'inizio, siamo un po' nel cuore. Qui alla mia destra la tomba del Petrarca, siamo alle nostre spalle la chiesa principale di Arquà Petrarca. Sì, la chiesa di Santa Maria Assunta, nella parte alta di Arquà, noi siamo nella parte bassa adesso, nella parte alta, che è anche quella più antica, c'è l'oratorio di Santa Maria Assunta, oratorio dove il Petrarca si raccoglieva in preghiera. Questo oratorio è stato da poco restaurato, è stato uno sforzo enorme sia per l'amministrazione e soprattutto per chi ha voluto questo restauro, che è la Fondazione Cassa di Risparmio, che grazie al loro contributo siamo riusciti a riportare all'antico splendore questo piccolo museo. E in questo piccolo museo verranno riportati anche delle importanti opere artistiche che sono state da poco scoperte, tra tutte ricordo il Politico di Sant'Agostino attribuito a Jacobello Bonomo. Pare quasi è quasi accertato che questo Politico fosse stato addirittura commissionato da Petrarca, perché Petrarca, ricordiamo, era molto legato a Sant'Agostino. Arquà è stato il luogo di soggiorno di uno dei maggiori poeti italiani, noto a tutti, Francesco Petrarca, un letterato di statura europea. È stato un soggiorno che è durato circa 4 anni, dal 70 al 1370 al 1374. Petrarca era arrivato ad Arquà nel 1369 e cercava un luogo dove trovare pace e serenità. Il terreno dove si fece costruire la casa probabilmente gliel'ha donato, ma non si è sicuri di questo, il signore di Padova Francesco il Vecchio. Sicuramente ci andò a abitare nel 1370 e poi fece venire anche la figlia. Ad Arquà lavorò a lungo, riprese la trascrizione del canzoniere, continuò i trionfi e lavorò soprattutto alla sua opera storica più importante, il De Viris Illustribus. Quando morì nel 1374, probabilmente sul tavolo c'era il compendio di quest'opera storica a cui lavorava anche perché Francesco il Vecchio gli aveva chiesto delle indicazioni per affrescare la sua reggia di Padova, la reggia poi conosciuta come la reggia dei Carraresi. Subito dopo la morte, non proprio subito, ma insomma nel giro di pochissimi anni, Arquà divenne una specie di Santiago de Compostela, meta di pellegrinaggi da parte di letterati provenienti da tutte, direi, le regioni d'Europa. E quindi troviamo nomi famosi che vanno ad Arquà, pensiamo soltanto a Vittorio Alfieri. Secondo la tradizione, addirittura Vittorio Alfieri avrebbe scritto di suo pugno un sonetto sulla parete dello studiolo della casa di Petrarca. E poi il grande poeta inglese George Byron, che nel poema Pellegrinaggio del giovane Aroldo dedica alcuni versi alla tomba del Petrarca ad Arquà. Tomba che non è stata costruita subito, perché inizialmente Petrarca viene sepolto nella chiesa parrocchiale e dopo 6 anni però viene costruita questa tomba che ha una vicenda, come dire, abbastanza travagliata, o meglio, non tanto la tomba quanto le ossa del Petrarca. Nel 1630 addirittura un frate, con la connivenza di alcuni abitanti di Arquà, riesce a rompere questo sarcofago e a sottrarre un braccio del Petrarca. E siamo ormai arrivati alla fine di questo nostro viaggio. In questa coda di puntata vogliamo proporvi una gita e una Padova veramente molto particolare, vista dall'acqua. Allora Pietro, abbiamo iniziato questa nostra avventura, già è molto suggestivo pensare che pochi istanti fa eravamo praticamente alla Stanga, uno dei quartieri più trafficati, e noi invece eravamo immersi nel verde, nella natura, è veramente una cosa spettacolare.
Sì, ci trovavamo e ci troviamo tuttora a 100 metri dalla Stanga, che è il luogo più trafficato della città, ma non ce ne accorgiamo perché siamo di fatto in mezzo al verde. E vi prometto che in mezzo al verde sempre saremo, perché la caratteristica di questo percorso è proprio quello di trovarci all'interno della città, ma in un posto assolutamente isolato dalla città. Alla mia destra vedo un leone di San Marco. La storia di questo leone è la seguente: quello lì è la copia di un leone molto più celebre, in quanto il leone più celebre si trova niente meno che a Roma, in piazza Venezia, ed è il simbolo delle assicurazioni generali, perché questo bastione fino agli inizi dell'Ottocento, fine Settecento, ospitava quel leone, cioè la copia, l'originale, che ora si trova a Roma. E venne lasciato cadere in acqua dai Giacobini alla fine del Settecento, proprio come vendetta nei confronti di Venezia. Un antiquario veneziano lo recuperò, lo restaurò naturalmente con i mezzi dell'ora e lo vendette alle assicurazioni generali, che lo trasformarono nel loro simbolo. Come amici del Pioveo l'abbiamo richiesto alle assicurazioni generali, le quali molto, molto gentilmente ci hanno risposto che loro l'avevano comprato e se lo sarebbero tenuto giustamente. Cosa è successo? È successo che però hanno stanziato una somma con la quale compensare uno scultore, lo scultore Bossi di Trieste, che con la stessa pietra del leone originale che si trova a Roma ha fatto la copia del leone a grandezza naturale e assolutamente identico. Il patto col comune era quello, o meglio è quello, che il comune avrebbe poi restaurato il bastione, ma questo restauro lo stiamo ancora aspettando. Il comune avrebbe restaurato il bastione e quindi collocato il leone sul bastione. Beh, finora le assicurazioni generali sono state di parola e speriamo che anche il comune la mantenga. Ecco, qui ci troviamo sul Pioveo. Questa qui è la cerchia muraria cinquecentesca, sono le antiche mura di Padova, o meglio ciò che resta, perché non erano certamente così basse, ma erano alte almeno il doppio, se non addirittura di più. Vennero demolite agli inizi del Novecento, quando le mura vennero viste anche come un ostacolo, diciamo, psicologico all'espansione della città. E come vedremo poi in seguito, senza dubbio vedremo delle costruzioni più antiche, più vecchie all'interno delle mura, invece quelle nuovissime le vedremo tutte fuori delle mura, quindi alla nostra destra. Prima sosta della nostra navigazione quest'oggi, grazie appunto agli amici della Delta Tour con Pietro Casetta. Non potevamo non fermarci qui al portello, Pietro. No, non potevamo non fermarci, perché il portello non è altro che il capolinea ovest della riviera del Brenta. In buona sostanza la riviera del Brenta inizia qui. Inizia con Porta Portello, che non a caso è la porta più monumentale di tutta la cerchia muraria padovana, perché quando da Venezia ci doveva arrivare un papa, per esempio Pio VII, ovviamente doveva essere accolto in maniera adeguata. Non si trattava soltanto di papi, ma si trattava anche di persone tipo Goethe, Byron, Goldoni, Casanova, di cui si è scoperta a poca distanza da qui l'abitazione, diciamo il punto di riferimento padovano. La storia di questa scalinata nella quale ci troviamo è molto antica e anche molto recente, perché sempre grazie agli amici del Pioveo è stato chiesto il restauro e in tempi alquanto biblici però è stato ottenuto. Vedete che è una scalinata bianca perché è in pietra d'Istria, una pietra molto preziosa. Questo appunto, essendo un posto estremamente importante, estremamente di rappresentanza per Venezia, veniva considerato un posto dove l'investimento, anche da un punto di vista estetico, dovesse essere estremamente qualificato ed estremamente elevato. Un'altra curiosità, non soltanto grandi personaggi, ma anche personaggi del popolo. Qui aveva sede una delle più grandi fraglie di barcari della città. Le fraglie altro non erano che le cooperative, diciamo, i sindacati, ecco, dei barcari, i quali da questo porto a Venezia trasportavano le merci, naturalmente in partenza e in arrivo da Venezia. E il capitello della fraglia dei barcari del portello
si trova alle nostre spalle. Un'altra curiosità, se vogliamo, questo capitello è un capitello che oscura di fatto la bellezza della porta, soltanto per chi proveniva però da terraferma, tanto che ci fu una certa dispiacere da parte dei veneziani nel dover acconsentire ai padovani di erigere questo loro capitello, perché dovettero cedere in quanto era una fraglia importantissima per l'economia di Venezia. E anche per oggi siamo arrivati alla fine, alla chiusura di questo nostro viaggio. Oggi vi abbiamo proposto Padova, città e provincia, una città e una provincia che offre veramente moltissimi spunti per queste giornate meravigliose di primavera, per fare una gita fuori porta. Come di consueto voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara, se voi volete mettervi in contatto con noi per darci dei suggerimenti. Stiamo già lavorando, perché naturalmente adesso siamo qui nel nostro virtual set, ma fra poche settimane ritorneremo in esterni per tutta la primavera, per tutta l'estate, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Io comunque vi aspetto la settimana prossima, stessa ora, stessa rete, ancora per l'ultimo speciale, sempre naturalmente qui da Telechiara, per proseguire i nostri viaggi e come di consueto viaggiate assieme a noi.